Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in pieno corso il riallineamento del mondo attorno all'agenda del puzzone, dell'orco, dell'impresentabile, del dilettante addirittura, dicevano alcuni, Donald Trump. Ebbene sì, Donald Trump è talmente dilettante e inaffidabile che ancora prima che si insedi ufficialmente alla Casa Bianca, la cerimonia avverrà il 20 di gennaio, il mondo, tutti gli scenari di crisi globali, i più grossi player globali, siano essi stati o, come vedremo, anche mega aziende, stanno ristrutturando la loro agenda attorno a quella ostentata da Donald Trump. Pensate cosa può succedere dal 21 in poi, se tanto mi dà tanto. Ma comunque la notizia di oggi ovviamente è che Hamas, dopo mesi e mesi e mesi in cui, e giova ricordarlo perché non lo ricorda quasi nessuno, aveva sempre rifiutato qualunque ipotesi di mediazione e di accordo, anche portata avanti dagli emiri del Qatar, non esattamente gente prevenuta con Hamas, ebbene ora avrebbe accettato l'ultima bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, come ha ammesso lo stesso Joe Biden, coordinata e probabilmente in gran parte in realtà gestita dallo staff di Trump. Bozza che prevede, tra le altre cose, una tregua di 42 giorni, l'inizio di una parziale ricostruzione di Gaza e il rilascio di 33 ostaggi che purtroppo dovrebbero più o meno corrispondere all'intera cifra degli ostaggi rimasti vivi. E questo avviene dopo pochi giorni che Donald Trump, col suo stile spaccone da cowboy che scandalizza le cancellerie perbeniste europee, aveva detto Hamas farà meglio a restituire tutti gli ostaggi prima della mia entrata in carica, altrimenti scatenerò l'inferno in Medio Oriente. Ebbene, evidentemente Hamas prende assai più il serio Donald Trump delle cancellerie europee di cui sopra, perché è addivenuta esattamente a quel tipo di accordo. E la tempistica in politica, tantomeno in geopolitica, non è mai casuale. Come non è casuale neanche quello che è avvenuto all'interno della società americana, che poi è di per sé ovviamente un dato globale. In questi giorni la cosa forse più clamorosa è stata la totale e spettacolare inversione a U di Mark Zuckerberg, che era l'alfiere, diciamo, della Silicon Valley Political Correct, che ha appunto annunciato che Meta, diciamo, quindi tutte le piattaforme che gestisce, da Facebook a Instagram, gran parte della vita social contemporanea, diciamo, extra Musk, appunto ha annunciato che sbaraccherà tutte le politiche di inclusione, di diversità, tutte le operazioni di fact-checking dell'algoritmo in base appunto a queste paranoie ideologiche woke, non solo abolirà tutto questo meccanismo censorio, diciamo, dentro l'algoritmo e il funzionamento di Facebook e dei suoi altri social, ma anche dentro le sue policy aziendali. La cosa fa ridere, ma una spia simbolica di quello che sta avvenendo, ha eliminato i bagni gender all'interno degli uffici di Meta. Cos'è questa veramente quasi sfacciata conversione di Zuckerberg? È il termometro che Zuckerberg, che è tutto tranne che scemo, ha chiaro come si sta riorientando il potere americano. Poi ci sono i segnali anche sul teatro di crisi che riguarda da più vicino l'Europa per molti versi, cioè quello ucraino, perché anche lì, ancora prima che Trump si insedi, per la prima volta non solo alti dirigenti russi, ma Vladimir Putin più volte
ha fatto ventilare, ha anche dichiarato a un certo punto in una conferenza stampa pubblica di essere assolutamente disposto a un compromesso. Ricordiamo che Vladimir Putin iniziò quella che nella neolingua della propaganda russa si chiama operazione speciale, in realtà fattualmente l'invasione dell'Ucraina, con l'obiettivo di arrivare a Kiev entro pochi giorni, tra l'altro. E ora per la prima volta ammette che che c'è un punto di caduta negoziale, che è quello che interessa a Trump per chiudere la guerra ucraina e non distrarre risorse del mondo libero rispetto al vero macro scenario, che è la competizione ovviamente con la Cina. Ma anche un'altra di quelle sparate che ha scandalizzato proprio in questi giorni le anime belle che sui giornali si sono impegnate a dare lezioni di diplomazia, di politica americana a uno che ha già fatto il presidente con uno dei migliori bilanci della storia recente delle presidenze americane. Comunque la sparata sulla Groenlandia. Voi sapete che come dire, Trump ha volutamente, a questo punto è chiaro a chiunque sia onesto intellettualmente, usato dei toni un po' irrituali, no? Cioè l'usa un'annessione sostanzialmente, magari previo accordo economico della Groenlandia. Ma qual è l'intento geopolitico implicito che hanno riconosciuto anche analisti per molti versi lontani culturalmente da chi vi parla, ma onesti intellettualmente e profondi come Federico Rampini? Ha voluto dire quel quadrante è di interesse vitale per l'America e per l'Occidente. Non tralasceremo la battaglia dell'Artico rispetto alle, e lui le ha citate proprio, navi russe e cinese, anzi ci siamo. Oggi cosa fa la Groenlandia? La Groenlandia dichiara anche qui per bocca di fonti di primissimo livello, il ministro degli esteri per esempio della Danimarca, la disponibilità ad aumentare la presenza militare americana in Groenlandia, a collaborare su tutti i dossier con gli Stati Uniti, che era il vero obiettivo di Trump, cioè si ufficializza in quale quadrante geopolitico sta la Danimarca, la Groenlandia, l'Europa, anche l'Artico, cioè in quello americano, che era esattamente l'obiettivo di Trump. Quindi puzzone o no, irrituale o no, l'agenda Trump, ancora prima che si insedi, sta diventando ufficialmente l'agenda mondo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio